Alfa, pronto per conto questo 36. A discrezione richiama. A discrezione richiama pronta la partenza. Richiama la pronta la partenza di Alfa 656. E oggi è molto. Io ho girato questo giorno, c'era. Non vedevi un cazzo. Oggi è bellissimo. C'era nebbia, bostiglia, eccetera. Oddio. Vedeva di volare, Oggi. È libera, finale 1 libero, finale 2 libero. Oggi è bellissimo. Poi il post frontale, cioè ieri c'era la perturbazione. Se n'è andata, il post è sempre bello pulito. Più delle volte, insomma. E anche strano, cioè bello, tra virgolette, che non c'è vento. Capisci? Io ho guardato che windy, poco niente. Poca roba proprio. Anche in quota non c'è nulla. Ah, ora ho guardato fino a fare il level 100, sai. C'erano soliti 15-20 nodi, insomma, quella quota, tranquillamente. Niente. Come fanno il tiro di così, io per il tiro di Ognuno ha le proprie preferenze. Io tendo a virare più a sinistra, no? Perché io ce l'ho qua, guardo giù anche in volo, no? Guardo giù da qua. Madonna, Ma anche a terra, cioè ognuno gira. poi anche quando giocavo a pallone per giocare dentro, quando io sono dentro, no? Perché sennò diventa un piede d'appoggio. Bravo, quello ci vuole forza di volontà. Boh, siamo. Spente, posto, abbiamo partito. Temperature va bene. Tac, ok. Allineato pronto la partenza 36 di Alfa 656. 36 libero, vento calmo. Decolla di Alfa 56. E si va. Full power in 3 secondi. Take off power set. The speed is alive. Both sides. 40. 50. 55. Rotate. Ci sale bene. Sì. Nonostante siamo sui due, 1000 piedi, pulire l'ala, prima l'assetto e poi i flap, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Cazzo fai? Oh, ha segnato 30 questo. È impazzito il regolatore. ho visto. Indicatore. L'app è dentro, Ridurre. Questo è da verificare dopo, bisogna segnalarlo. Ridurre per i 25,5. No, sta prendendo. Una masba, sta scazzando, guarda, mi assetto bene per la salita e poi diamo un'occhiata. 5,5. Fermiamo. Elica. Nel fase 56 a 1-8 in volo, l'intenzione. Passerà a novembre eco, ci sentiamo più tardi di Alfa 656. Ok, a dopo gli Alfa 56. A dopo. Come se il sensore fosse congelato. Cioè, ma proprio mi è andato a 30, ho detto che cazzo sta facendo? Mi ha buttato in su o giù. Ehi. Fortuna che ce l'hai a vista, se non ce l'hai a vista. 90 su 100 i flap li vedi, tutti gli aerei. Però non è bello, cioè mi ha un po'. Ho avuto un attimo che ho visto i 30, dico cazzo, ma sono sicuro di aver buttato in su. Guardo fuori, sta venendo via e lì continua 17, 30, 16, 15. A cazzo proprio. Oh. Segnalare altra cosa. Ale. Questi indicatori qui cosa mi dicono? Questo è il vento. Da 059, 17 nodi. 17 nodi. È un vento apparente, quindi. No, lui stima il vento reale, cioè lui stima, in base non mi chiede la cosa, vedi 086, 14 nodi,
lui ti stima il vento in quel momento lì dove ti trovi. Come fa? Teoricamente prende il GPS, vede come stai scarrocciando rispetto alle tue prue e capisce l'intensità rispetto alla ground speed, no? Capito com'è? Sì, però è sballato perché 11 nodi non ci sono fuori. No, ma sai quante volte io mi sono beccato 40 nodi, mi sono cagato in mano, era leggermente mosso, cioè. Qui ho la bussola e ok, e TAS GS. Quella è la true air speed, quindi è quella. La- Per le prestazioni guardi sempre questa, ok? Ok. Però la velocità in cui stai andando realmente all'aria è questa, che varia in funzione della quota, no? Perché hai una density altitude diversa, cioè. Quindi più vai su, più andrai veloce. La ground speed tiene conto della componente di vento. Quindi se tu hai un vento frontale avrai una TAS più alta rispetto alla ground speed, se hai un vento Certo. in coda, viceversa. Sottolinea il passo 56, lascia November Eco 2900 piedi. A dopo. Guarda che però. Guarda che paesaggio lunare, oh. Quello è. Wow. È il sole che arriva e crea la nebbiolina, no? No, la nebbia c'era già, no? È la condensazione notturna. Quindi c'è ancora inversione, più freddo giù che su. Il sole adesso lo sta cominciando a spaccare questa stabilità. Appena la spaccata di brutto riparte la corrente sessionale, quella roba gli sparisce. Guarda che nebbione in giù. Mamma. Ferro on top. Mamma mia, guarda. Tu capisci com'è in pianura, vero? Sì, basta. Qui abbiamo la temperatura. Outside air temperature, cioè la Sì. temperatura esterna dell'aria. La DA invece. Density altitude, Ah. cioè la tua. Questo è complicato, dobbiamo parlarne in un secondo momento. Diciamo che comunque è un bel affarino questo, perché se tu prendi un Garmin che abbia queste funzioni qua, lo strapaghi. Quindi questa è una via di mezzo, non è certificato, però ti dà tante informazioni, è proprio carino. Se tu poi metti sul piano di volo e lo carichi con la chiavetta, da lì, praticamente lui, tu nella navigazione poi puoi dirgli anche segui la navigazione, non la prua. Quindi lui ti dice, ti segue proprio la riga che hai fatto. Quindi se trovo poi un vento, mi è successo questo, trovo un bel vento che ti scarroccia, lui ti sistema la prua contro vento, capito? Per Mantenere la per rotta. mantenere la rotta, esatto. Quindi no, è figo, eh? Andiamo un po'. Controllo. After take off l'ho già fatta, però la rifacciamo. Pompe su. Landing già spenta. Temperatura a posto. Giri 5000, vabbè. After take off. Checklist complete. Qua paesaggio lunare. Aspetta, ti faccio vedere appena arrivo di qua. Mamma cara, che roba. È uno spettacolo, eh. I laghi non si vedono, eh. Cioè. Mamma che roba. Sì, il famoso canyon. Vieni a quello lì, non citiamolo più per cortesia che. Ma che roba. Lo vedi? Sì, nebbione. Ma guarda che roba. Guarda lo sbatuffoletto che c'è lì sopra la montagnola. Mi dicevi che qui c'era un campo. C'è. Tante informazioni, buon giorno di nuovo, in piazza Alianza Bravo Golf. A proposito, facciamo così adesso. Chiamata all'aria in Alfa 656, lago di Caldonazzo, 4500 piedi di salita. Dopo magari ti mando via WhatsApp la posizione esatta. Praticamente guardando in là, Sì. sulla destra troverai un paesino piccolino, che non mi ricordo il nome. Subito prima del paesino, più centro rispetto, tu guarda l'autostrada, la provinciale, Sì. accanto alla provinciale c'è il campo messo di così, parallelo proprio alla provinciale, c'è una fila di alberi. Quindi se lo sai lo becchi ed è molto bello, lungo, saranno 500 metri, la metà della nostra pista, però Lo metti giù questo? sì. Nel biposto, a proposito del passeggero che mi ha fatto, mi ha portato lì, mi ha messo fino a 50 metri, cioè mi ha fatto andare come se dovessi atterrare, fare un po' di campo, a 50 metri da terra mi ha detto riattacca.
Cazzo, se mi facciate analitico è un po' in difficoltà, capito? Riattaccata, prima metti motore, poi se sei con i due tacche di flap tiri su una dopo aver messo il motore. Allora, ricordi questo, il flap è l'ultima roba che togli, perché i flap ti cambiano ovviamente il profilo dell'ala, quindi se sei vicino alla velocità di stallo, stalli quando togli il flap. Quindi la prima cosa è interrompere la discesa. Come si fa a interrompere la discesa? Si ripristina l'assetto orizzontale dando motore. In quel momento tu vedi la IAS, la velocità, insomma la velocità indicata che aumenta, la vedi lontana dalla velocità di stallo. Sì. Perfetto, piglia un attacco. Cambio hotel sulla Bulgaria, 7000, quindi mantiene la zona. Linea Alfa 56 è prossimo a Carbonare, 5200 in salita. Bulgaria lì dietro, mantiene la zona. Praticamente, hai capito come? Devo prima interrompere, i flap non li ignoro, li lascio lì, sono full flap, benissimo. Interrompo la discesa dando a motore e ripristinando l'assetto orizzontale con calma. Tu vedi che non scendi più, in quel momento vedrai la velocità che accelera, pur essendo impacciato per i flap, Sì, no? certo. E dopo comincio, tac via un'attacca e tengo l'assetto e vedo la velocità che sale, tac via l'altra attacca, guardo la velocità che sale, boh, dopo come un decollo normale, insomma. Piste. Qua dovremo vedere il lago. Oh, ha fatto un disastro, questi giorni di caldo sulle piste. Te l'ho detto, scusa, non parlavo con te, parlavo con Marco prima al bar. C'è suo mio amico a Folgaria e ieri è venuto tutto il giorno sulle piste. Una pacciocca e non puoi neanche sciare, è una roba orribile. Avevo qua il lago adesso alla mia sinistra, quindi lo vedrai di qua. Ah, eccolo qua. Qua ci vengo con la famiglia tutti gli anni, carino, sai? La zona Carbonare. Piccolino. No, il lago di cosa? Di Lavarone quello. E dove hanno fatto anche quella scultura con gli alberi? Ah, ok. Qua sotto. Temperature va bene, l'olio 105 perfetto, 90 salita a 500 perfetto. Giornata. Fantastico. Lo vedi l'elicottero lì, no? Io non lo vedo. No. Deve essere 7000, un po' più alto, ma di poco, insomma. Come ha fatto a capire che è un elicottero? L'ha detto lui, per radio. Ah. L'elicottero mantiene per operazioni. Bulgaria. Ha detto anche le marche, ma non me le ricordo. Guarda che liscio. È veramente fuori. Si muove una foglia. L'altro giorno sono andato giù sul lago di Garda a provare un po' di stalli Sì. e rientrato, però avevo il tetto sopra, non delle nuvole, un bel po' Sì. più su. No, man mano che ti avvicinavi c'era instabilità, no? Cioè, Dopo- ti caghi un po', eh. Messo il pilota automatico. Ah sì, come fai a mettere il pilota automatico? Tieni premuto questo per 4 secondi. Adesso lo sto regolando la prua con questo. La quota 6400, la sta tenendo. Quindi lui si regola Basta. prua Ti dice di e buttare giù il quota. trim. Adesso lui è... Io lo sento un po' piegato così, comunque, ecco adesso si sta un po' piegato così, vabbè. Ecco adesso l'ho sistemata. Devi usare i piedi comunque, no? Sì. Accelerato, vedi? Sei mai venuto ad Asiago? Sì, sono venuto ancora. Sei atterrato? Mai. Adesso lo voglio togliere, tac. E lo metti così, poi dopo per regolare con quella regoli Tocchi la tua prua, la qua, prua e e la velocità. ti appare la quota, tocchi qua, ti appare la quota di target e la velocità con cui sali e scendi, tocchi qua
Dove tocchi regoli con questo, con l'ottolino. Perfetto. Touch. Adesso volevo, mi clicchi qua su Asiago. Se tu clicchi sull'aeroporto, qua, col dito, ti viene fuori, tenendo premuto. Attacco premuto? Sì. Ecco la frequenza, 122.6, ma ricordavo, vedi. Allora facciamo così. Fallo tu, dai. Così ti alleni un po'. 122.6. 122. 600.600. E per andare sul... No. Non premere, mi raccomando, che io la conosco, ma non al punto da... Adesso la metti... No, 119.6 quello, 122.6. Ah, mi hai cambiato la... Ah, vedi, vabbè, dopo ricordiamo 119.650 che è Trento. Allora, per 119... 650 650 650 6 50 a Trento. La ripeto di... No, lasciami sì, 122. adesso abbiamo Asiago Radio qua, no? Sì, sì. Asiago Radio, buongiorno, India Alfa 656. India Alfa 656 da Asiago avanti. Sì, buongiorno, India Alfa 656 Ultra, leggero avanzato, 2 persone a bordo, proveniente da Trento. Sarà su sorvolo, in questo momento entra in valle da ovest a 6.800 piedi. Sorvolerà il vostro capo per lasciare a est. India Alfa 656, riporterei descendere, al momento non ho nessun traffico riportato su Asiago, con calma diventa il suolo. Perfetto, riporterà lasciato, grazie alle informazioni, buongiorno, India Alfa 656. Vista, la vedi? Eccola là, sì, ma è bella grande, sì, sì. È grande ma è bastardo, perché sai quanti sono piantati qua? Bastardo tu... perché? Vabbè, guarda cosa c'è in fondo alla pista. Vedi quella collina piena di alberi? Sì, a riprendere lì. Tant'è vero che qua non hai una pista, hai 2 piste in uso. Perché tu puoi fare solo stop and go, quindi puoi atterrare su questa pista. Arrivi in fondo e la pista la vedi che è... Se tu vai information, avrai qua... 3.000 piedi. Qua puoi aprire la... però non so se adesso non... Vediamo. Non essendo collegato a internet, vediamo cosa esce, se... Ecco, dimensioni, 1100 metri, 23 metri di larghezza, runway 3.409 piedi. 26. Vedi che hai la 2.6 e la 0.8, no? Sì, Praticamente se fai la 2.6, che è... Se tu guardi adesso noi abbiamo una prua... 26. No, no, 7.3. Stiamo andando a est, no? A est, Quindi, sì, vero. Quindi noi qua avremmo la pista 08, giusto? 08. Ti fai la 08, ma se dopo vuoi ridecollare non decolli, questa è la stranezza non decolli dalla 08, decolli quella opposta che è la 26. Cosa succede? Se tu avessi un vento di 10 nodi in faccia adesso, perfetto per atterrare, ma quando decolli ce l'hai in culo, Sì. giusto? Non ti lasciano, cioè c'hai l'ostacolo di fronte. A volte la voglio far vedere bene. Ancora un pochino di neve, bordo pista, vedi? Sì, vedo. Questo è l'aeroporto più alto d'Italia. Ma dai? Non lo sapevi? No. Tutto gratis, così, tutto gratis, queste perle. Adesso praticamente facendo così qua dietro ci ricongiungiamo con la Valsugana, capito? E torniamo da lì. Certo. Asiago, e questa qui che va, quella valle lì. Beh, lì c'è Borgo, guarda, qua dietro c'è Borgo. Se fai così, guarda. Qui il primo non mi ricordo come si chiama, sto qua. Vabbè, niente. Se guardi, eccolo qua, Enego. Enego. E Borgo è qua. Qui il Grigno. Scusa, Grigno. Borgo, quindi Borgo è un po' più. Ecco, è lì, fai conto, sarà lì. Sì, Metà, sì. comunque adesso lo vediamo.
India Alfa 656, lascia su 2200 piedi, ciao, buona giornata. India Alfa 656, grazie, arrivederci, alla prossima da Diago. Alla prossima. Poveraccio, giù che si annoia, c'è nessuno che atterra. Che quota ha Asiago? 3.000, c'è scritto lì 3.400 o 3.500, è l'aeroporto più alto d'Italia, sei oltre 1.000 metri, ma che d'estate, tu immagini a Ferragosto che è già l'aria più rarefatta con le prestazioni, Per la quota, sia la più temperatura. la quota, capisci? Che bello, mi sto guardando le macchine qua su questa stradina Appiccicate sulla... e qua adesso ci facciamo un sorvolo di queste montagne perché va bene seguire le strade, però è anche bello guardarsi, o no, un po' di neve. Sto guardando le casette lì sul... E qua Bellissima zona. Cioè, dovrebbe essere quello in teoria il pizzo di Levico, quindi se tu a occhio, sì? se il pizzo è quello, Borgo più o meno ce lo troviamo lì, lì a sinistra, così. Può essere. Adesso vediamo, tanto gli passiamo a fare il pelo. Guarda che roba la valle, guarda che pianura, che schifo. No. Niente, finché non cambia un po'. Deve esserci un po' di vento per spazzarla via, se no... Meraviglia qua ragazzi, tipo un altipiano, no? Però Sì. un po' più caldo adesso perché fuori abbiamo 2 gradi, che non è 7.000 piedi, sono 2.100 metri, 2 gradi non è che sia sto freddo, No, no, per quello... però mettiamoci il caldo dato che ce l'abbiamo. Allora, TAS 120, ground speed 117, vedi, sono 3 nodi, una componente 3 nodi frontali, lui mi stima 25 da est, da 086, ma non ci credo, comunque questa è vera, cioè se tu fai questo, faccio un esempio adesso, guarda, noi abbiamo 116 e 114, giusto, 2 nodi così, benissimo, facciamo una virata di 90 gradi, ok? Adesso in teoria vediamo la componente che abbiamo frontale qua, 107 e 107, i tuoi 25 nodi, visto dove sono andati? Non ci sono. Non ci sono. Qui è 0. Andiamo dall'altro lato. Se noi facessimo un 180, in teoria la ground speed sarebbe superiore. Cioè, ti trovi quei 3 nodi che erano prima, te li trovi in culo. Ci vanno a sommare. Lo facciamo? Ma che bello. Bellissimo. Un altopiano, ma si vede che ci sono tutte le malghe. Una volta portavano il pascolo e adesso ormai tutto andato Sì. in disuso. Allora, qua abbiamo 4 nodi, 4-5 nodi, quindi in caso arriva un po' da ovest, ma poca roba. Facciamo il sud. Un nodo. Sì, siamo lì, guarda, sono noi dai. 0, c'è un cazzo, dai, inutile. Come va giù in fretta, no, la Muso quando aumenti il vento. Lì è fondamentale come la pennelli a curva, no? Quindi quando vai giù devi prendere un po' di potenza, se non ce l'hai dargli un po' di velocità e poi devi tenere il muso lì sull'orizzonte, cioè la faccio vedere, faccio prima farti vedere, tirare il mio muso sull'orizzonte e tirare, coordinato, vedi che il muso non va giù, guarda l'orizzonte, lascia perdere la quota, Sì. guarda l'orizzonte, è giusto, se io non tiro abbastanza lui va giù, siamo? Certo. Io guardo fuori e non guardo gli strumenti. È lì che fa proprio la righetta perfetta.
chiaramente siamo centrifugati, cioè, Sì. abbiamo 1,7 di G. di G, cioè nel senso non è che te lo tieni mezz'ora, però come allenamento, ecco qua, allora in teoria queste sono le famose cime che portano al pist di Levico. Qua siamo, sono altine, sai? Io il pist l'ho fatto ancora. Siamo quasi a 8000 piedi. Ah, l'hai fatto a piedi? Sì. Qua andiamo a riprenderci. Sarà sicuramente in nebbia. Dimmi, scusa? Ero in collegio qua di sotto a Santa Giuliana di Nevico, collegio estivo. E allora una delle gite. Sì, era quella. Adesso questo sarà un bel passaggino, chiaramente stimando il vento, ma non che ne è, possiamo stare sul crinale così ti vedi le due belle parti della montagna, la valle e il monte. La vedi giù la valle lì? Sì, la vedo già io. Dai, non c'è nebbia. No, Si è aperta. secondo me sta pulendo il sole. 8100 piedi siamo, Ecco, se per caso ti capita di venire da solo, adesso vabbè, quando sarai un po' più avanti, no, con fatti di volo in montagna, occhio, perché se solo c'è vento, quando arrivi qua, dove sostanzialmente c'è il crinale, puoi beccare le turbolenze veramente infernali, E se vai nel sottovento, supponi, prendi quella là, questa finisce piatta, no? Sì. Però prendi quella là, voli nel sottovento, ti tira giù, perché becchi i rotori di sottovento ti tirano giù. Quindi belli alti, lontani. Margine, esatto. Ma che bella questa cima qua. Guarda, guarda che meraviglia. Spettacolo. Cioè, capisci? Chi non vola non può capire che cosa si prova, vero? Guarda. È bellissimo. Anche a livello di scenari, cioè. Ogni volta che io stacco dico, che bello. Abbiamo preso la giornata fantastica. Fantastica, sì, proprio bella. Vedi, se lì si apriva, volevo farti fare quelle due cose che ti avevo detto, che sono un allenamento fantastico. A farlo sopra il nulla non è bello, vabbè, proviamo a vedere come arriviamo lì. Ok, adesso passiamo qua, fare il pelo, questo pist dovrebbe essere quello là, giusto? Là. Quindi questo è ancora più alto, Io non mi ricordo i nomi di questo, non è una zona che frequento. Neanche io non frequento. Guarda che bello, Walter, guarda come sono sei a ondine. Meraviglia. Ah, questa è la Val di Sella. Esatto, bravo, infatti c'è il Artesella, no? Sì. È lì proprio, lì c'è un atterraggio sbifido, ma c'è? No, è lì dentro, guarda, è lì dentro. Sì, esatto, dove c'è quel prato bianco. Ah beh, lo conosci? Perché me l'hanno fatto vedere una volta. No, entri da qua e sono entrato d'estate e balli come... Qua c'è una bella croce, guarda. Alla mia sinistra, Vedi la croce? Sì. E qui la vedi giù dalla valle, l'hanno messa a punto. Ce ne sono altre due dietro, hai visto? Sì, ho visto. Cos'è quella roba lì a metà? È un rifugio? No, sassi illuminati dal sole. Ah, questo qua. Qua lì davanti. Guarda, 130 nodi come te li vedi scorrere, le montagne, guarda che roba. Ti avvicini e quindi... Che figo. E qui se ci fosse... Turbolenza, ciao. Tanto c'è di la croce. Sì.
tanto riduce la velocità, veramente la velocità di manovra intorno al 100, anche meno, e ti allontani da ciò che procura turbolenza, no? Quindi montagna in quel caso. Sì, beh, o su un crinale o sull'altro, non Scegli, due. scegli quello sopravvento, cioè nel senso se il vento viene di qua non vai lì, capito come? O ci stai più lontano, o se mi sono spiegato. Sì. Ma tu che vai in barca a vela, immaginati di avere una forte corrente, no? Dove capisci meglio nel fiume, no? C'è un sasso, da che parte stai per stare tranquillo controcorrente? Stai sopra il sasso, prima del sasso, non dopo, giusto dove c'è tutto i mulinelli che sono i rotori alla fine, no? Questo è il pista, no? O quello lì? Non è quello dopo. Quello dopo ancora? Sì. Siamo 7,5, scendiamo, 130 nodi. Direi che qua, cos'è che abbiamo? Qua abbiamo solo 2-3 nodi di componente, qualcosa senti lo stesso. Figurati quando ne hai 25. No, siamo veloci. La differenza tra il sole e il... Bello, Wow. Eppure qua viene un po' sporca Appena il sole, vedrai come va via così. Puff. Appena il sole buca, scalda il terreno. Eccoci qua al pizzo. Eccolo lì, adesso gli facciamo un passaggino. 130, no, un po' troppo. 135. Guarda che roba. Dobbiamo cambiare il serbatoio tra un po', mi sa. Sì, un minuto. Eccolo. Switch fuel tank. Vedi che te lo dice? Sì. Ciao pizza. Allora, switchiamo. Controllare la pressione della benzina. È rimasta invariata, perfetto. Allora. Tu ce l'hai il numero di... come si chiama? Quelli c'è il papà e il figlio. Di Maurizio. Maurizio, sì. Maurizio. Ecco, il cellulare non ce l'ho qua, porca puttana. Hai capito chi è? Sì. Ce l'hai il numero? Dovrei avercelo così. Dai, che magari gli puoi fare una chiamata che tardiamo 10 minuti. Sì, Bellutti, dai, prova a chiamarlo. Riesci a chiamare tu in aereo? Se ti metti... Scusa Maurizio, 10 minuti massimo di ritardo, dai, che sennò ci tocca mollare qua, che volevo farti fare gli esercizi. Linea ne ho, ma non risponde per il momento. Ciao Maurizio. Solo con Matteo? Matteo. 10 minuti arriviamo. No. 10 minuti dopo le 10. Dopo la tua ora arriviamo. D'accordo, ci dobbiamo un caffè amichevole. Ok. Era... È tranquillo? Sì, tranquillo. Ma almeno avvisare, capito? Stai tentando il...
ho terminato le operazioni, elicotteri, grazie mille. 50 Bravo, ciao. Chiamata all'aria di Alfa 656, lago di Caldonasso, 6100 piedi. Rimane con i primi per manovra. Allora, adesso, quando parli, siamo a 6000 piedi. Ok, adesso facciamo un volo lento. Allora, adesso te lo faccio vedere, poi lo fai tu, ok? Ok, siamo a 90 nodi. Adesso io, se voglio, memorizziamo sempre quello che abbiamo fuori, non dentro, ok? Ok, dentro è un check, quindi tu guardi fuori, poi check, fuori, check, fuori, check. Oh, mi dà un variometro un po' a scendere, perfetto, vuol dire che sono un pellettino giù di assetto. Quindi tiri un po' la... Sistema un po', però dopo mi devo memorizzare l'assetto. L'ho trimmato, ci siamo. Oh, questo è l'assetto per 85 nodi. Dopo ti dà un pelo a scendere, d'accordo. Allora, virata, attenzione se fai tanto bank stagli, quindi volo lento è, usi più i piedi della cross, perché il piede, la parte della coda è l'ultima che perde efficienza, ed è più lontana dall'angolo critico di stallo, cioè mentre questi stallano prima, capito, gli alettoni, c'è l'ala, quindi noi, l'alettone aumenta il profilo, aumenta il bank e lo fa stallare, capito? Okay. Facciamo quasi parallelo, io ti faccio vedere i piedi, guarda, grazie al rollio indotto, io viro, voglio andare a destra, solo col piede destro, guarda, piede destro, vedi che lui butta giù anche l'ala? Sì. Questo è il rollio, si chiama rollio indotto, effetto secondario di comando. Quindi quasi non la uso la cloche, sto volando molto lento, ma in sicurezza. Adesso lo prendi tu e ti dico cosa devi fare. Ok. Metti la prua a sud. Mi raccomando, guarda l'assetto, è la cosa più importante del mondo, Walter. Questa roba qua potrebbe non esserci, è lì. Che non sia su, non sia giù. Questo va bene, memorizziamolo, basta. Stampato con questa chiaramente a potenza, è assetto potenza, no? Sì. Volare per assetti è questo, tu imposti due parametri, assetto, potenza, ottengo il terzo parametro che è la velocità. Dice, capito? Vabbè, andiamo avanti, ce l'hai perfetto, la dritta, sempre un po' più coi piedi, occhio alla velocità che devi tenere di 80, mettiamo un'attacca, aspettiamo un'attacca di flap. Metti un'attacca di flap? Sì. Attacca di flap, 70, ok, nientelo giù, guardi l'assetto. Un po' più giù il muso, un po' più, diciamo, aumenta la resistenza con i flap, no? Sì. Quindi devi comunque compensare, quindi tienilo 70 che va bene. Adesso io ti dico, perfetto. Ok. Tienimelo così. Ok, adesso voglio che scendi, dobbiamo scendere a 500 piedi al minuto, però mantenendo questa velocità. 500 piedi al minuto mantenendo questa velocità, devo togliere il motore. Esatto, fallo bene. Controllamela, anemometro, guardando fuori, l'assetto. Devo togliere di più, E vai. Sì, 70, perfetto. Togli. Butta giù il muso. Occhio a non stallare, Esatto, e il motore? Il motore? Il motore, un pochino. Devi arrivare a 70, la velocità la fai con la barra. Sì. Quindi se io voglio dire vai a 80, cosa che farai? Farai così, giusto? Certo. E aspetti. Quindi mettiti 70, tienilo così come muso, hai l'assetto a 250, 70. Voglio i 500, ti ho detto. Devi togliere ancora il motore. Beccati lo stacco della barra. Bravo. Un po' troppo. Sono piccole correzioni, così va bene. Guarda fuori, tiro dritto, stai guardando troppo dentro, sto guardando troppo, voglio la perfezione di scendere. Tu una volta che l'hai impostato, diciamo così, te lo tieni lì così, guardi fuori, questo è il tuo assetto, guarda, questo è il tuo assetto con un'attacca di flap. A 70 nodi,
con un ratio dai 400-500 a scendere, Sì. ok? Ok. Portalo in volo rettilineo orizzontale, sempre 70 nodi. Cosa farai? Volore. Devo mettere motore. Bravo, guardati, tu dovresti averlo memorizzato da prima l'assetto. Mettiti un po' di map, glielo dritto, guardi l'assetto fuori, tieniti 70, 70 devo stare. guarda dov'è, lo vedi? Chiamata all'aria Angel 456, lato sud del lago di Lerico, 5300 piedi, rimane per manovra. Siamo 70 e abbastanza stabile, mi pare. Perfetto, guarda fuori, questo è il tuo assetto dei 70, volo rettilineo orizzontale. Ok, virata, come ti ho detto prima, molto più col piede che con la cloche e fai un 180 gradi, ti rimetti in direzione nord. E un po' di più di piede, sinistro. Qua non me ne frega che vai scordinato, ve lo voglio fare apposta scordinato. Ah sì? Cioè, guarda, vedi che butta fuori, hai capito? Sì. Gli butta fuori la pallina, ma mi crea l'effetto del rollino indotto, butta giù l'ala, fallo bene, fai un po' su, un po' più di margine. Ah, attenzione, ovviamente il passo è già buttato dentro. Sì, ho visto. Ok. Ma che bello. Ho fatto caso e l'hai messo dentro perché dici per... Non lavora più dopo un po', quando sei sotto un certo map, non lavora più l'elica. Allora tu devi ributtare dentro, senti che l'elica non lavora più, la ributti dentro, anche se l'avessi messa dentro, senti che non lavora, non ce la fa, non è abbastanza map. Comunque lo vedrai dopo questo col tempo. Boh, allora mettilo magari un po' più a nord. Adesso voglio che tieni il volo rettilineo orizzontale, quindi la quota è questa, andando a prenderti 100 nodi, quindi pulisci l'ala, guardando prima l'assetto, butti giù il muso, Butto giù il muso per... lo tieni giù, tira su il flap, 0, e 1, e 2, e 3, e 4, e 5, l'aereo comincia a correre, dai potenza, Sì. potenza, adesso puoi cominciare, lavora la cosa, quindi lo porti a 5000, hai pure potenza, Ok. lavoro com'è, ok, va bene Perfetto. così. 26, guardati l'assetto e memorizzalo, quello è il tuo assetto. È una memoria muscolare del cervello, mi hai capito come? Sì, lo... È il tuo assetto dei 100 nodi, più o meno, 100-110, in volo rettilineo orizzontale. Te lo trovi, te lo trimmi, non guardi più gli strumenti sono un check, no? Sì. È fondamentale sta cosa, credimi. Adesso io ho 100 nodi, 110, voglio scendere a 500 piedi al minuto. Vai. Devo togliere il motore. Bravo. Oddio, adesso sono in primo regime, potrei anche mettere No. giù un muso, no? No, attenzione, il muso fa velocità. Guarda, facciamolo, Ah, 110. Vogliamo scendere a 500 piedi al minuto, cosa fa la velocità? Va su. Io te voglio tenere i 100. Ah, voglio... E allora ricordi sempre il detto: power for altitude, Sì. speed with yoke. Ok, allora tu mi dici, mantengo questa velocità e calo di... voglio scendere. Voglio scendere il motore. Calando il motore, se non cambi l'assetto, devi voglio i 100. Correggitelo tu, portalo a 0. L'assetto ce l'ho. Non sto scendendo per niente. Perfetto. Togli ancora. Non aver paura di lavorare sul motore, dagli. Ok, un po' troppo. Voglio il 100, però devo abbassare un po' il muso per mantenermi il Dagli un po' tempo. più motore, perché così è un po' troppo poco motore, quindi devi trovare il compromesso. Sei alle 700, vedi? Ho visto, sì. Ah, ma è quello il concetto, eh? Qua occhio sempre sotto che non passino fuori dal November Echo, e qua sotto. Girati, torna indietro. Per riprendere la velocità butti giù un po' il muso, gli dai il motore che sei a 12 di map. Dopo tu hai dei parametri di riferimento che comunque aiutano, no? Sì. Se tu sai che con questo qua con 20 di map ti mantiene la quota, mettilo a 20. E già si è tolto un po' di rogne, hai capito? Infatti siamo a 100 con 20 di map e la quota ce l'ha. Adesso mi fai 90 nodi, 500 piedi a scendere. Te lo metto lì che facciamo prima. Questo è il sole in faccia. Dopodiché torniamo sempre perché sennò poi rento il... Sì. 90 nodi e... 500 scendere.
for speed, power for altitude. Quindi mi trovi la potenza, mi trovi col pitch la velocità, tagli potenza. Wow, mi ha detto. Sei andato giù di muso. Posso partire da una cosa? Ti do un piccolo trucchetto, guarda, allora, tu sei di A20 di mappa, no? Ok. Perfetto, e hai il tuo assetto che è quello. Cosa dovrò fare per portarlo a, io ti ho detto 90 o 100, 90? 90. 90, per ridurre la velocità abbiamo detto è pitch for speed, quindi io devo buttare sul muso per portare a 90. Nel frattempo comincio a ridurre. Ma perché mi porto avanti? Perché sennò ovviamente faccio quota, capisci com'è? Però tu hai fatto per speed pitch, quindi capri, io ho i 90, perfetto. Me lo metto stabilizzato così e me lo trimmo a 90. E adesso sono in salita, quindi vedrai cosa faccio, butto giù il motore. Power for altitude. Mi cala anche un po' la velocità, quindi butto giù un po' il muso, via il motore, man mano che tolgo il motore butto giù il muso, troverò l'assetto, eccolo lì, per i miei 500 piedi al minuto, più o meno 90. Sei precisissimo, bravissimo, bravissimo. Vabbè, ma è questa rimanetta, no, fallo tu e lo riporti a 90. Ok. Così è il tuo riferimento, capisci cosa vuol dire? Guarda l'assetto fuori. Ok, ho l'assetto, sono a 100. 100, poi vedrai che pian pianino se tu ti memorizzi il tuo assetto ti riporterai a 0 più o meno. Vai. Ok, allora Adesso lo porti a 90, quindi butti su, tiri un po' e nel frattempo togli, no? Se no comincia a salire troppo. Ma comunque anche se lo fai con calma è lo stesso, perché lui salendo perde inerzia, no? Se non ha motore, però. Ecco, tu hai quasi 90, continui a togliere, man mano che togli, vieni, controlli la velocità, ti guardi l'assetto fuori che è fondamentale. ce l'ho. No, Guarda che bello, 300, vuoi scendere un po' più veloce? Togli ancora motore. Devo abbassare un po' il muso. Bravo, perché- bravo, fallo, guardati qua. Dai motore, sei un po' sotto. Non scendere mai sotto i 15 di mappa, ok? Cioè, gestisci perché, solo perché può diventare troppo freddo, capisci? Sì. Quindi, ma è solo per quello, sennò in linea teorica andava benissimo quello che hai fatto. Hai un po' dei parametri anche del motore. Metto giù un po' il muso. Esatto. Dai un po' motore. Guarda fuori. Memorizzati l'assetto. Un assetto a 700 vuol dire che è un po' troppo, tira su un po' il muso. Poi dai il motore, ma il muso va bene così, vedi? Sì. Anzi, lascia un po' così. Perfetto. Dai un po' il motore. E questo è un assetto a scendere. Molto confortevole, 90, non sei più a 130 col muso giù che senti Sì. Se hai turbolenza te lo metti a 100, 95 e scendi così a 500 piedi al minuto, non scendere a 1000. No, Così perché- l'aereo non è Non è sotto pressione. Ascolta, fammi uno stallo tu che... Sì. Per... Allora, stallo. Facciamo quello base, ok? Base. Poi facciamo stallo accelerato e compagnia cantante. Molto molto semplice lo facciamo. Ok. Quindi Tu noi- sei in volo rettilineo orizzontale. Facciamolo proprio da scuola. Ottieni la velocità 100, riduci il motore. Come ti dicevo, riducendo il passo, qua non lavora più l'elica, vedrai. Se io butto dentro l'elica, adesso sta ancora lavorando un po', ma guarda, no, non lavora più, vedi che io Sì. boh, lo tengo 80. Qui hai 11 di mappa. Ah no, ma non guarda la mappa, guarda fuori. Guarda solo la velocità come indicatore. Sei vicino allo stallo, ok? Ho il muso Togli su. il motore, continua a tenerlo su. Lui ti avviserà prima, ti dà un buffeting, lo senti. Sì, il bucket. 70, 65, alla pulita ovviamente, cioè Sì. senza fra. Continuiamo a tirare. 65, guarda dov'è il muso. Aspettalo lì, 60. Siamo in zona stallo. Lui vuole volare, vuole buttare giù il muso. Sì. Noi non glielo lasciamo buttare giù. Togliamo ancora il motore. E lui sta. Giù il muso, motore, ritorni nella velocità e lo metti a posto. Ok. I 1000 sono normali perché sto scendendo già perché ho poco motore. Appena metto giù il muso vado giù, poi dopo... Lì veloce, la richiamata, mi raccomando, ecco una cosa fondamentale. La richiamata graduale, perché se tu la tiri troppo presto ti va in stallo secondario. Per cosa che ho provato. Ti trovi col muso a questa altezza qua e lui sta stallando, invece che essere così, a questa altezza qua lui sta stallando. È pazzesco, ha un bank rispetto al flusso dell'aria sbagliato perché l'hai richiamato troppo presto. Qui lui ha un angolo di incidenza impiccato, anche se tu vedi l'orizzonte
l'assetto è sull'orizzonte, ma l'angolo di incidenza è sul flusso dell'aria. Tu avendo richiamato troppo presto, si trova il flusso da sotto e quindi tu avrai un assetto che ti sembra di valore rettilineo orizzontale, ma in realtà il flusso sei in stallo, sei in prestallo. E quello è pericoloso. Rimetto giù, se sono in secondario, rimetto giù il muso, sì. E poi dopo l'uscita è sempre dare velocità. Occhio alla richiamata, ti dicevo, piuttosto dai ancora dai motore, hai la tua velocità, sei tranquillo, togli un po' il motore, nella richiamata la fai dolce per non farti... Sì, per non... Ok. Un giorno la faremo un po' più lunga, no? Come storia, però dai già... No, buono. Fai la manetta, no? Sì. Adesso non volevo fare con un'ora, volevo andare a farmi un giretto, capito? Perché mi piaceva la giornata. No, scherzi. Domani faccio un voletto, provo il volo lento con questi parametri. Mi raccomando, quando sei in volo lento, stammi sui 90, non andare, perché più sei basso, più ogni errore ti bastona. Se ti andassi in stallo con un'entrata in vite, non so se lo tiri fuori da solo, capito? Perché ti panichi, perdi 2 secondi, sei in terra, Sì. Quindi fallo, ricordi di buttare dentro l'elica quando non lavora più, che è troppo basso, però stai e sui comandi dolce, non fai le robe che fai, capito, normalmente. Rientriamo 10, 5. E quando fai il passeggero ti fa fare volo lento? Quello un po' sulla discrezione, volo lento, lo stallo, come abbiamo fatto noi adesso, una cagata, e poi ti fa spiegare un po' le robe che ti ho detto, cioè ti dice cosa fai. Se io sono il passeggero e voglio andare in cima a quella montagna lì, tu cosa mi dici? Andiamo? A me mi ha chiesto questa domanda qua, allora gli ho detto no, ma guarda, abbiamo fatto un briefing prima, ci atteniamo a quello, però ciò non toglie che la cosa non rappresentasse per me alcun problema, e non per volerlo assecondare a tutti i costi, non toglie che lo possa fare. Ne parliamo con Trento. Trento buongiorno, India Alfa 656, di nuovo con voi. Alfa 656 Trento, ciao, buongiorno. November Echo, 5100 piedi in discesa, si metterebbe in circuito per la 36, richiede informazioni di traffico. Contatto, sì, l'unico traffico, vento calmo a 10.33, l'H riporta sotto vento. 36, 1033, l'H riporterà sotto vento 636, di Alfa 656. Allora anche qua adesso, no? Io posso fare il Mona, tra virgolette, cioè dico va bene, scendiamo così, butto giù il muso. Sì. Cosa succede ovviamente alla velocità? Cosa succede alle temperature? Cioè tutto quanto ti va a puttane, nel senso è tutto più veloce tra l'altro ovviamente, quindi hai meno tempo di farlo. E hai meno tempo, scendi a un ratio che ai passeggeri che stoppa le recce e tutto quanto, ok? Io invece se voglio, e adesso mi sta bene perché abbiamo da andare giù che c'è quell'altro, però qua è il momento di applicare quello che sì, ma come abbiamo detto prima, lo porto ai miei 100, 90, tolgo il motore, chiaramente controllando le temperature, e lo faccio andare giù così. Discesa, tienti la mappa sempre non sotto il 15, Perché sennò mi va. va giù la temperatura, io l'ho chiusa ma... Ciao, November Trento, ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno a te, siamo 5 a bordo, ponte decolla, andiamo in Balti insieme. 36 preferenziale, vento calmo 1033, l'H richiama pronto. 033, pronto per la 36, Trento 656 sotto vento, sinistro 36, vado al mestiere più a sud, riporto nel lungo finale 36, Alfa 656. Alfa 656 copiato. Angolo per decolla 36. Stress libero, vento calmo, tengo la mano. Dov'è? Non lo vedo. Di là, no. Con la 36 Tango November, boh. Scesi cattivi, ripeto, scendere a 130 1000 piedi al minuto è una roba che il passeggero lo fai star male. Sì, poi se ti becchi in turbolenza. Ma no, beh, non l'avrei fatto. Oggi avevamo le condizioni per farlo. Ottimali proprio.
140 nodi, Tango November Radio 10, ciao. come diventa più cattivo, no? Ciao, dopo grazie Tango November. Tra l'altro qua ho preso una legnata in turbolenza, ero col Marco, ho battuto la testa con l'aereo di quello che era tonnellaggia lì. Ah, sì? Con quell'aereo lì, ho preso una craniata qua, anche lui ho fatto male 2 giorni alla testa. Veniva giù una discendenza da qua, era pomeriggio estivo. Allora ti dico la mia procedura, che ovviamente devi prendere la checklist, praticamente quando sei in lungo finale, io faccio così, faccio quella del sottovento, ovviamente non essendo passato per il sottovento, ok? Sì. Quindi entro qua, visto come l'hanno mimetizzato bene, stati bravi. Bravi? Alberelli, erba. Oh, allora, guarda, pur essendo chiuso hai visto leggermente tirato sotto il coolant. Oh, abbiamo 1700, direi che va bene. Allora cominciamo a rallentare l'aereo. Quindi togliamo il motore, buttiamo dentro lei, pianino. Per rallentarlo abbiamo detto la velocità come fa, col pitch per speed. Benissimo. Dentro l'elica, facciamo un arco bianco, un'attacca, ok? E ci mettiamo a livelli tranquilli per i nostri 70. Adesso cominciamo a fare i controlli di sottovento. Che sono i controlli di sottovento? Sono un'attacca di flap, Ok. 2 pompe su, landing e elica dentro. Basta, aspetta, 70, ci mettiamo allineati. Lungo finale 36, Alfa 56. Alfa 56, 36 libera per l'atterraggio, vento calmo. Cambiato il titolo. Allora in finale corto gli standard sono 500 piedi rispetto al terreno, quindi se abbiamo 600 più 500 fammi, allora parlo di quota, Quota? il corto giusto diciamo arrivi a 500 piedi circa rispetto al terreno, quindi 600 più 500 1100, quello è l'obiettivo del corto, ok? Tenere sempre d'occhio la velocità, poi scendiamo, seconda attacca. Io sono uno che li fa alti perché vengo dall'Aliante, per me la quota è sicurezza, però non sei obbligato a farlo così. Adesso mettiamo questo, e ti faccio vedere anche un po' di scivolata giusto per... Mettiamo a 70. Sento. Mettiamo a 70, ecco l'assetto dei 70, lo teniamo lì, il motore, abbiamo un rato di 500, va benissimo. Adesso qua il punto di mira, in questo momento il mio punto di mira, se guardi, è un pelo prima del pettine, motore quindi, ok, ecco che mi arriva il punto di mira, siamo molto molto picchiare, vedi come assetto? Sì. È perché io lo faccio alto. Adesso vogliamo scendere, faccio la scivolata, allora io ho messo il serbatoio di destra importantissimo perché pesca da lì, quindi piede destro, non farlo te, mi raccomando. Poi è importante tenere d'occhio la velocità. Siamo tutti però io lo vedo dove sto andando, la velocità c'è, sto andando lì sul 3.6, tolgo un po' di motore, eccolo lì, siamo perfetti, e alla fine, quando alla fine sei vuoi arrivare in pista, togli il motore, guardi in fondo, vieni sul muso il più possibile perché questo non rovina il ruotino. Questa saperla fare è fondamentale perché sei in un campo corto. Io adesso te lo faccio, sono arrivato lungo però era per fartela vedere un po'. Volata devo farla un po' con Marco un paio di volte perché me l'ha fatta fare un po'. Parla sempre con l'istruttore, mi raccomando, perché è un attimo lì io ne ho fatte migliaia con l'Aliante, capito? Quindi è una roba che viene più naturale, cazzo del mondo. Ma non è una cosa da incentivare, ecco, bisogna saperla fare, ma farla solo quando sei in totale sicurezza, cioè farla con l'istruttore, se è possibile, Walter, davvero, perché lì se sei in un momento molto delicato, no? Quindi lì se sbagli qualcosa, cazzo, ti ammazzi, capito com'è?
c'è il momento peggiore per fare stronzate, lì, chiamate. Allora ti dico devi essere sicuro al 100%. Allora con l'istruttore, lui sbagli qualcosa te lo recupera, hai capito come? Col Marco. Sì, per esempio. Però dai, la scivolata mi diceva lui che Mi viene. filmato a portata l'aereo perché... Ma vecchio un attimo. Aspetta che ti dico, Liberato di Alfa 656. Ho capito, ma è un attimo che ti sputtani la velocità e ti rebalti, Non un attimo. Dove sarà il coso? Sarà lì o glielo metto l'1-1? Secondo me è lì, però mettiamo l'1-1, c'è lì l'altro, che dici? Io. Dov'è lui? Secondo me lui è quello con la tecnica o no? No, No? pare. Quello è bello, quello è il gruppo. Trail del gruppo, quello che appena morto. Tanto gruppo. Mettiamo l'1-1, cioè. Ma dobbiamo farli bene. 38-35, no. 74 litri, no. Per farli bene. Hai fatto un'ora comunque, di volo? Non male. Ah sì? Ah no? Positivo. Oh, occhio alla checklist. Mi raccomando, io rompo il cazzo, ma è fondamentale secondo me. Cioè noi arriviamo qua, non abbiamo finito di volare, no? Quindi arresto motore, parcheggio salito, flap 30 gradi, ci sono. Paratraggio off, radio off, altro tempo off, manetta al minimo, flabello aperto. Si parte dalla B e poi la A. Sembra una stronzata, ma si fa prima la B e poi la A. Strobo. Pompa 1 e 2 e qua non c'è differenza, quindi 1 e 2. E il total adesso lo facciamo una... Cazzo non c'ho qua... Non c'ho qua il telefono, l'ho lasciato lì. Faccio la foto? Vabbè sì, ma stesso la scrivo. La scrivi? Sì, eccolo che arriva. Era lui. Non era lui. Parametro fine volo. 2126. No, 1778.7. 1778. Non è questo? No, sono le OBS, ti spiego dopo il motivo. Parametro 58. Primi, e dopo facciamo il resto. Allora, siamo qua, QTB Dynon off, che parte il suo timer, master off dopo 27 secondi, occhio perché è questo che ti fotte, dice ho finito, no, blocco paracadute, è la pagina dietro, no? Allora tu dici, potresti dimenticartelo, blocco paracadute, blocco comandi niente, QTB, adesso lo finiamo, ispezione interna, facciamo dopo il copri pitone, non glielo mettiamo perché è qua. Apri.